5 truffe sventate a Genova grazie alla prontezza di altrettanti anziani. È proprio il caso di dirlo, le campagne informative degli ultimi anni cominciano a dare frutti. Nonostante la spiccata fantasia nel mettere in atto stratagemmi diversi o storie studiate ad hoc per ogni singola vittima, i professionisti del raggiro ieri hanno visto andare in fumo tutti i colpi. 5 casi che si spera possano essere d'esempio anche nel nostro Levante, dove le iniziative di sensibilizzazione sono in atto da tempo da parte di tutte le forze dell'ordine. E veniamo ai singoli episodi. La prima telefonata arriva in via Frangioni. È la classica storia del finto nipote in difficoltà economiche che chiede aiuto alla nonna 91enne per pagare il mutuo. Fondamentale è stato l'intervento della badante che ha intuito la truffa e ha avvertito la polizia. La seconda chiamata avviene in casa di una 84enne di via Donizetti. Un uomo si finge il marito della sua terapista, a cui è fortemente legata. Ha avuto un brutto incidente stradale e ha bisogno di denaro. Il colpo sta per andare a buon fine. La signora è pronta sulla porta di casa a consegnare 20.000 euro ad un incaricato, ma si accorge di un uomo che la fissa con insistenza mentre è ancora al telefono. La donna non ci casca, comprende il tranello e chiama i familiari. Il terzo episodio coinvolge una 74enne di via Ricasoli. Una voce sofferente si spaccia per il figlio che dice di avere un forte mal di denti e di aver bisogno di soldi per andare dal dentista. L'anziana non si fa ingannare, riaggancia e poi chiama la polizia. L'ultimo tentativo fallito, infine, avviene in via Villini Rollino. Il truffatore si spaccia per un conoscente in difficoltà economiche, senza specificare troppo i dettagli, chiede 8.000 euro. La vittima, un anziano di Genova, non crede alla storia e avverte i parenti. Tutte le vittime di queste tentate truffe hanno poi fornito ai poliziotti dettagli utili per il prosieguo delle indagini. Episodi come questi dimostrano che non farsi ingannare è possibile e che la sensibilizzazione alla lunga vince.